L'Associazione Filarmonica Santa Cecilia di Agrigento ritorna a Santo Spirito. È stata siglata infatti con il comune di Agrigento una convenzione che assegna al coro cittadino l'uso della sala sia all'interno dell'abbazia che da 40 anni è la sede storica delle esercitazioni musicali dei coristi agrigentini. Purtroppo i lunghi tempi per il rinnovo della concessione sono stati dettati dalle esigenze del comune di Agrigento di richiedere relativi pareri della sovrintendenza e di altri enti preposti, trattandosi dell'utilizzo di un bene pubblico monumentale. Tra le novità dell'accordo raggiunto, la giunta comunale impegna il coro Santa Cecilia di Agrigento ad istruire uno per ragazzi di età scolare attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche cittadine e dello stesso comune. L'associazione, ringraziati il sindaco e la giunta per la loro disponibilità mostrata, riprenderà al più presto l'attività formativa nei locali riassegnati in preparazione dei concerti da realizzare in ambito regionale e all'estero, non appena le condizioni sanitarie generali permetteranno lo svolgimento in sicurezza di tali attività. A comunicarlo è il presidente del coro Santa Cecilia, Giuseppe Montana.